Formazione. Allora, cosa sta succedendo? Cosa avete riscontrato? Allora, abbiamo riscontrato direttamente un boom, se vogliamo, comunque un aumento delle iscrizioni ai corsi di formazione, soprattutto quelli rivolti ai lavoratori, quindi corsi di formazione base, diciamo. Perché voi fate corsi di formazione, al di là di studiare, perché noi abbiamo sempre parlato di casistiche, di incidenti sul lavoro e morti, voi fate corsi di formazione, questa è la cosa importante Sì, da facciamo dire. corsi di formazione e operiamo nel campo della sicurezza, quindi facciamo consulenze per le aziende. Per esempio negli ultimi 4 mesi abbiamo formato quasi 5.000 persone, anzi lavoratori, nei corsi base, ed è un numero parecchio elevato se consideriamo anche il territorio nostro. Ma sicuramente sta cambiando un po' la mentalità dei datori di lavoro, nel senso che appena assumono mandano subito i lavoratori a fare questa formazione base per lavoratori. Cosa vuol dire formazione base? Sono corsi che a seconda del livello di rischio dell'azienda, che può essere basso, medio o alto, hanno delle durate diverse, ma vanno dalle 8 ore alle 16 ore. Quali sono gli ambiti di formazione più importanti? Perché poi ci sono continue normative, ci sono aggiornamenti, ci sono leggi che cambiano e che portano nella necessità di avere degli aggiornamenti, no? Certamente, ci sono moltissimi corsi previsti per le varie figure aziendali. Ci sono corsi di aggiornamento poi che hanno periodicità triennale o quinquennale, ma comunque sono previste per tutte quelle figure, sia per i lavoratori che per i preposti, per i dirigenti stessi o comunque per i consulenti, corsi di aggiornamento per i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione delle aziende.